finire mai i problemi della cooperativa Ecofficina, finita nella bufera per 2 inchieste alle prese anche con problemi con le banche e i fidi. Oggi a Conetta, base di accoglienza veneziana che la prefettura di Venezia ha appaltato alla Coop di Battaglia Terme, c'è stata una rivolta degli stranieri dove i richiedenti asilo sono diventati 700. In 30 o 40 sono usciti dalla struttura di notte e hanno occupato la strada che conduce alla caserma sbarrandola con panche e cartelloni. La tensione è stata altissima, non sono mancati gli scontri con le forze dell'ordine quando un gruppo di agenti è entrato nella struttura per portare via un fotografo portato dentro l'ex caserma da alcuni richiedenti asilo perché documentasse il degrado nel quale sono costretti a vivere. Cerco di mettermi sui panni delle persone e dico, se è da un anno che sono arrivato in un paese dove mi dicevano che lì in qualche maniera sono efficienti, sono bravi, e da un anno che aspetto la definizione dello status, se crei delle aspettative su delle persone, chiaro che prima o poi, anche aggravato da ammassare molte persone in una situazione del genere, può provocare questo, ecco. Per il sindaco Alberto Panfiglio la situazione intollerabile in cui si trova il suo comune rappresenta un fallimento della linea politica che a tutti i livelli ha gestito un'emergenza tutt'altro che risolta.